Un pellegrino fotografa la Vergine Santissima di Meggiugori nella chiesa di San Giacomo. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che si è verificato a Meggiugori. Un pellegrino era intento a scattare delle foto alla folla che si era radunata in preghiera presso la chiesa di San Giacomo, quando a un certo punto, quando ha visto la foto che aveva scattato, si è reso conto che sulla folla aleggiava un'immagine che sembra essere l'immagine della Vergine Santissima. E poi ecco, questa foto è stata mostrata ai veggenti, e i quali hanno detto che quando a loro appare la Vergine Santa di Meggiugori appare proprio secondo queste fattezze, secondo queste sembianze. E quindi è un'immagine che lascia veramente esterrefatti, che conferma come a Medjugorje avvengano dei fenomeni veramente soprannaturali. È un'immagine che lascio alla vostra adorazione e anche alla vostra commozione, così come ha commosso me. E vi invito ad una preghiera fervorosa e a una fede sempre più accesa verso questo luogo, verso la Vergine Santa che tanto, tanto, tanto sta facendo per riaccendere la fede in questi nostri tempi bui. Tanti segni si stanno dando a Medjugorje per la nostra conversione, per la redenzione del mondo intero. Basta solo volerli vedere, ma soprattutto una volta che si manifestano nella loro evidenza, non respingerli e non negarli, ma semplicemente adorarli. Tante benedizioni possano scendere dall'immagine che vi sto per mostrare, carissimi, e a presto.